queste tendenze, allora lì potremmo discutere, potremmo assegnare anche i compiti alle province, potremmo tentare di elaborare delle contromisure nelle quali tutte le istanze istituzionali possono essere coinvolte. Io prendo atto anche questo positivamente, perché non vorrei che la mia analisi sembrasse troppo pessimista. Concludendo, prendo atto positivamente, lo ripeto in ogni sede e credo che vada ripetuto in ogni sede, quanto sia stata positiva l'impostazione della programmazione delle risorse, delle ultime risorse europee dell'obiettivo 1, insomma nel ciclo 2000-2006, con l'istituzione dei laboratori provinciali della progettazione integrata, con il grandioso lavoro, immenso lavoro di coinvolgimento delle istanze pubbliche e private, economiche e istituzionali in tutta la Sardegna. Questo processo ci ha consentito di avere analisi aggiornate, di far maturare anche le vocazioni, le vocazioni territoriali e di tradurle in una progettazione finalmente un po' più puntuale, un po' più soggetta anche a una verifica anche severa, però utile per potersi dimostrare efficace in prospettiva, e soprattutto ci sta consentendo di ambire a una equa distribuzione delle risorse, che è equa nella misura in cui lo è il confronto, lo può essere il confronto tra aree in competizione, tra elite anche economiche e elite politiche. Lo è nella misura in cui può essere imparziale anche a un'istanza regionale che comunque non è, pur volendo essere imparziale, non può essere neutrale rispetto a scelte di politica economica che invece intende magari perseguire. Secondo me questo gigantesco, veramente immenso lavoro che è stato fatto, che io ho sostenuto e difendo e voglio dire intendo sostenere anche in seguito, promuovendo eventualmente un prolungamento di questa esperienza, questo immenso lavoro non va ritenuto come semplicemente una enorme, immensa esercitazione tecnica, dove abbiamo mobilitato e razionalizzato gli sforzi di una pletora di competenze, così magari fino adesso diffuse e disorganizzate sul territorio regionale. Io credo che invece questa esperienza vada comunque inserita nell'alveo di un grande dibattito democratico, di una grande riflessione tra tutte le forze e le competenze di questa regione, per poter prendere decisioni capitali su grandi temi di carattere regionale. E credo che tra i grandi temi di carattere regionale ci sia anche quello della vita nel centro della Sardegna, collegato alle scelte che possono determinare o meno l'inversione di una tendenza, che è l'inversione alla tendenza al raggrumarsi, raccogliersi della presenza demografica, dei capitali, degli insediamenti produttivi in alcune aree, desertificando, lasciando sguarnito grande parte del territorio regionale. Grazie.